A Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, in occasione di Caseus 2024, si è tenuto anche il Festival delle DOP venete. Andiamo a vedere volti, colori e anche sapori. Oggi qua rappresentiamo tutte le eccellenze venete. Ricordiamo che abbiamo oltre 403 prodotti scritti PAT, quindi prodotti agricoli tradizionali, e oltre 90 tra prodotti DOP, IGP, DOC e DOCG, quindi siamo una regione che da questo punto di vista è tra le prime in assoluto in Italia, una varietà di produzioni notevole, così come è il nostro territorio. Insomma, è un territorio che offre tanto dal punto di vista dell'accoglienza turistica e anche delle esperienze enogastronomiche, grazie anche ai tanti piccoli produttori locali che riusciamo a mantenere vive usi, costumi, tradizioni, ma soprattutto prodotti che hanno una qualità immensa. Una delle DOC più importanti del Veneto è quella del Consorzio di Tutela di Bagnoli. Stefano Zavattiero ci racconta un po' di cose. Benissimo, ciao Andrea intanto e buona domenica. Allora, qui si rappresenta il Consorzio di Tutela Bagnoli DOC, dove all'interno abbiamo il Friularo di Bagnoli di DOCG, l'unica DOCG della provincia di Padova a bacca rossa. Poi abbiamo a bacca bianca il Moscato Firenze Arancio dei Colli Ogani. Il consorzio di tutela è formato dal dominio di Bagnoli a Bagnoli e poi dalla Conselve Cantine e Vigneti a Conselve. Queste due realtà formano il consorzio di tutela. Cosa troviamo? Abbiamo il Bagnoli DOC e poi chiaramente parliamo del Friularo. Abbiamo come Conselve Cantine e Vigneti abbiamo l'Ambasciatore 2017 e il Fondatore Riserva 2017. Come il dominio di Bagnoli abbiamo il Bagnoli Classico 2020, il Friularo Classico Passito 2018 e poi la Vendemmia Tardiva 2016. Quello della pesca di Verona IGP è uno dei consorzi più giovani in tutti i sensi, presente qui al Festival delle DOP a Piazzola sul Brenta a Villa Contarini. Allora io saluto Noemi e Giovanna. Allora Noemi, questo consorzio è giovane a tutti gli effetti. Sì, è nato solamente l'anno scorso per rappresentare la pesca di Verona IGP, che è un frutto che c'è dal 1400. E siamo partiti l'anno scorso in solo 4 produttori, mentre adesso siamo in 14 e per la maggior parte giovani produttori che credono fortemente in questo prodotto della nostra terra. Allora, un prodotto importante, Giovanna è una di questi produttori. Allora chiediamo quali sono le caratteristiche della pesca IGP di Verona e soprattutto com'è andata la stagione che si è da poco conclusa. Allora sì, la stagione si è conclusa da una ventina di giorni, è andata molto bene, c'è stata una buona richiesta giornaliera sui mercati e il prodotto veniva raccolto la mattina presto e poi già confezionato in loco dai produttori e consegnato sui mercati in giornata, quindi la peculiarità principale è la freschezza. Festival delle DOP non poteva mancare un'eccellenza del Veneto, il fagiolo di Lamone della Vallata Bellunese IGP. Tiziana Penco è il presidente. Allora è bello ritrovarsi qui per far conoscere un prodotto che ha una storia, una tradizione ed è anche buono. Vabbè, è il più buon fagiolo del mondo. Chi lo prova poi non lo dimentica. Sì, noi siamo presenti praticamente sempre e quest'anno c'è la doppia manifestazione, quindi abbiamo sia il Festival delle DOP dove non manchiamo mai con il nostro prodotto in autunno chiaramente. Quest'anno siamo presenti sia come festival che come Caseus Veneti. Infatti abbiamo 2 postazioni, quindi sia qui che al nostro posto affezionato alla manifestazione Caseus. È sempre un'occasione meravigliosa per far conoscere il prodotto. Chissà che siamo presenti, viene a colpo sicuro, perché il fagiolo di Lamun, ripeto, chi lo assaggia non lo cambia più. Prosegue la nostra carrellata qui all'11ª edizione del Festival delle DOP Venete a Piazzola sul Brenta. Parliamo
dell'oro bianco del Polesine, dell'aglio bianco polesano DOP, con Massimo Tovo, presidente del consorzio. Sì, ci fa sempre piacere riuscire a partecipare a questi eventi perché abbiamo il contatto con il consumatore in modo diretto e sinceramente ci apprezza perché riusciamo a dare un prodotto che è di alta qualità. Il bianco polesano, caratteristiche importanti di serbevolezza perché ha poca acqua al suo interno come natura e quindi una grande conservabilità. Non vengono usati antigermoglianti e questo fa sì che abbia un profumo che rimane permanente, diciamo, al suo interno e non ha un retrogusto amaro. Un altro prodotto di eccellenza qui al Festival delle DOP del Veneto è la soppressa vicentina DOP e ne parliamo con Marco Fantina. Allora, quali sono le caratteristiche? Allora, la soppressa innanzitutto nasce a Vicenza come salume, attestata fin dal 400 e in particolare se andate a Palazzo Pitti trovate un vecchio dipinto di Jacopo da Ponte appunto dove è raffigurata la soppressa. Questo è il motivo per cui la Vicentina ha preso la DOP, motivazioni storiche e successivamente anche a livello logicamente qualitativo. Storica era la soppressa di Valle del Pasubio, dopodiché è diventato un patrimonio comune a tutta la provincia. Abbiamo come caratteristiche della DOP prima di tutto l'origine 100% vicentina delle carni, dalla nascita all'allevamento, alla macellazione, alla trasformazione e altra cosa molto importante, si è mantenuta la lavorazione tradizionale a partire dalla mezzena, quindi qua c'è dentro tutto il maiale, comprese le parti nobili della coscia, della coppa, del lombo, pancetta, gola, tutte le parti adatte sono qua. Grandissimi e davvero entusiasmante la descrizione, io non posso che assaggiarla anche per i nostri amici da casa. E viva la soppressa vicentina DOP e viva Marco Fantina. Grazie, è troppo gentile.